Ben ritrovati cari telespettatori, rieccoci insieme e salutiamo subito i nostri ospiti, ma mi fa molto piacere che sia potuta ritornare nel suo lungo peregrinare lungo lo stivale. Marilena Fusco, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi dell'invito. Segretaria nazionale di Pescagri della CIA, grazie. Pescagri, lo sappiamo, è una nuovissima associazione perché ha poco tempo, fa parte di CIA e si occupa del settore ittico della pesca, ma non soltanto pesca in senso tradizionale, anche delle nuove forme di pesca che possono essere molto interessanti per i più giovani. Parleremo quindi di questo tema, andremo a svilupparlo, vedremo quali sono le novità che ci incombono, e dico proprio incombono, dall'Europa, perché ogni volta adesso che arriva un provvedimento in generale per l'Italia è sempre da mettere le mani nei capelli, e vedremo che provvedimenti possono essere presi e come, in che termini può essere recepita questa direttiva. Però non finisce qui, perché ben ritrovato Maurizio Antonini, grazie di essere qui con noi, direttore della CIA Veneto. Grazie a lei e buongiorno ai nostri telespettatori. Abbiamo anche qui diverse questioni da affrontare, c'è la questione dei pannelli fotovoltaici, quindi capire come, cosa e quando, perché qui molti nostri telespettatori ci hanno scritto ma non è ben chiaro cosa si possa fare e come si vada a giovare o a danneggiare l'agricoltura. Parleremo di frumento, com'è l'annata. Va tutto bene, luci e ombre, e poi naturalmente di altre emergenze che verranno fuori, perché ce ne sono tante, cioè mai tutto tranquillo, no? Se non piove, non piove, se piove, piove troppo, sempre qualche cosa, è vero? È assolutamente vero, i cambiamenti climatici purtroppo incidono in maniera molto negativa sul settore agricolo, soprattutto sul settore primario, quello della produzione, quindi quando c'è troppo caldo, e quando piove troppo. In agricoltura purtroppo da diversi anni succede questo e quindi dobbiamo intervenire in maniera importante per dare sicurezza e certezza ai nostri agricoltori. Allora, cominciamo con la pesca. Cosa dice segretaria? Innanzitutto facciamo un po' un quadro della situazione. Le novità riguarderebbero la tanto dibattuta questione della pesca a strascico. Cosa racconti proprio a chi non ne sa nulla? So che molti lo sanno perché ci hanno anche scritto dalle zone, dalle marinerie di Chioggia e non soltanto, anche Caorle, insomma sia dalla zona lagunare che dell'Alto Adriatico in realtà. E quindi spieghiamo ai nostri telespettatori cosa sta succedendo e che tipo di mercato è questo. Dunque, l'Europa, come sempre, ogni tanto si ricorda di noi, si ricorda della pesca, di noi inteso come settore, e fa dei tagli che da una parte sono giusti, perché qui parliamo sempre di mettere davanti la tracciabilità, l'ecosostenibilità, l'impatto ambientale, e questo riguarda il discorso dello strascico. Però devono capire anche in Europa che noi dobbiamo dare delle alternative. Faccio un esempio del Veneto. Il Veneto ha circa 180 licenze di pesca a strascico, imbarcazioni sono il 70-80%, però questo 70-80% sono imbarcazioni con equipaggi di 2, 3, 4, 5 addetti che una volta fermati noi avremo a spasso, io parlo come Veneto, ma questo provvedimento riguarda tutta l'Italia, avremo a spasso minimo 600-700 persone. Ma perché? Perché lo strascico è un tipo di pesca che è impattante proprio dal punto di vista, diciamo, tecnico, impattante per il sottosuolo, per le specie marine, eccetera. Allora l'Europa ha detto basta con lo strascico entro il 2030. Va benissimo? Troviamo delle alternative a queste persone che non avranno più il lavoro. La scorsa settimana in tutti i porti d'Italia c'è stata una manifestazione proprio contro questo provvedimento, anche se in Europa hanno votato a favore di questo provvedimento tutte le nazioni, l'Italia ha votato no. Solo l'Italia, quindi sì. Non Grecia, non Spagna, non altri Perché paesi. Noi abbiamo deciso di stare dalla parte dei pescatori, degli addetti al settore. Ora vediamo cosa succede, perché comunque dobbiamo aspettare sempre gli eventi. Certo è che noi dobbiamo batterci sempre per il mestiere, per il lavoro,
e per le famiglie. Ecco, ma perché questa, da un lato si è anche letto che l'Europa reputerebbe la zona dell'Adriatico in particolare, poi in parte anche del Mediterraneo, soprattutto l'Adriatico, come più turistica, più di fruizione, più come parco marino che non come pesca. La pesca si deve fare in altre zone, in ben altre zone dove c'è più facilità di ricambio, eccetera. E quindi questo è uno dei provvedimenti, perché poi ce ne sono stati anche altri, quindi non è questo l'unico. Ma è così impattante secondo le vostre indagini sull'ambiente, e che cosa obiettano a questo titolo i pescatori? Perché alcuni dicono no, noi in realtà facciamo anche i ripulisti dei fondali marini, tiriamo su tanta di quella schifezza, e quindi non è detto. Oppure ci sono delle modalità diverse per poter operare? Allora, gli attrezzi da pesca in questi anni sono cambiati, si sono modificati, perciò io credo che con degli studi attenti tecnico-scientifici, perché io dico che ognuno deve fare il proprio mestiere. Il politico fa il politico, ma deve sempre avvalersi, specialmente in settori particolari come la pesca, l'acquacoltura e l'agricoltura, deve avvalersi veramente di studi tecnico-scientifici prima di dare dei pareri così, diciamo, devastanti per la gente. Poi dopo, logicamente, se ci sono questi pareri, uno deve attenersi alle regole, perché qui non parliamo di fare cose illegali o di andare contro dei regolamenti, ma vogliamo essere accompagnati come settore con delle scelte consapevoli e che salvaguardino più possibile il lavoro degli operatori. Io sarò sempre dalla parte dei lavoratori. Se però, come sembra realisticamente, purtroppo, visto che è solo l'Italia che si oppone, passerà, cosa succederà? Passerà questa direttiva, quindi verrà approvata e di conseguenza non si potrà più fare la pesca a strascico. Questo cosa comporterà per noi e poi nel Veneto in particolare? Ma già molti giovani, noi dobbiamo pensare che già oggi molti giovani non vogliono più fare il mestiere del padre. La pesca è uno dei mestieri tradizionali per eccellenza. Ci sono pescatori che sono 5, 6, 7, 8 generazioni che fanno quello, e già questo si sta perdendo perché i giovani vogliono fare, diciamo, il mestiere più comodo, meno faticoso, perché il mestiere del pescatore è un mestiere usurante, e già questo noi lo stiamo perdendo a prescindere. Questo vorrà dire che se questo provvedimento andrà avanti, sarà approvato e diventerà esecutivo, avremo dei grossi problemi proprio a livello sociale. Si perdono posti di lavoro, si creano delle nuove povertà, già ce ne fosse bisogno. Che tipo di pescato si perde? Ma si perde tutto quello che è a strascico con i pescherecci. Praticamente noi andiamo a perdere il grosso delle marinerie di Chioggia, che oggi va a pesce azzurro, va a pesca d'altura. Oggi perché si continua a dire ma questo ce lo trasmette l'Europa, ma noi siamo anche consapevoli che l'acquacoltura è il futuro, ma non perché noi vogliamo eliminare la pesca, assolutamente no, ma perché poi arriverà un sistema di pesca, anche acquacoltura, con delle aree in mare che, siccome saranno più controllate da tutti i punti di vista, probabilmente daranno sfogo a quei pescatori che avranno perso di andare magari in mare con il peschereccio. Quindi cambiare modo di fare pesca. Cambiare modo di pescare, diventerà un pescare allevare con un controllo diverso. Io sono sempre positiva nei miei pensieri e spero che qualcosa succeda, che vengano trovate delle nuove alternative, dei nuovi controlli per lo strascico, di modo che non diventi così impattante come lo è ora, proprio per dar modo a chi vuole restare in quel tipo di pesca di poterlo fare, magari con dei computer a bordo che segnalino che magari l'impatto cioè che ci sia un sistema di controllo che comunque difenda questo tipo di pesca.
Anche perché appunto certe tipologie di pescato poi ineluttabilmente sparirebbero, quindi questo è un dato di fatto. Certo. È come un po' la questione delle vongole, no? Sì. Quindi le maglie delle reti più grandi e certi tipi di vongole che sono tipiche della nostra zona non possono essere più prese. Sì, beh, quella della maglia delle reti era diventata un po' una barzelletta, perché quando fanno questi provvedimenti, alcuni stati che magari pescano, dico, il salmone, che è così, e fanno la rete che magari per i nostri che vanno a pesce azzurro, per le alici, queste sono quelle cose che io chiamo illogiche, non hanno altra terminologia. Perché ma quando le alici come si vanno a pescare poi se non c'è più la... No, ma dico, questa era una cosa che era nata, no? La maglia, questo, mi ricordo benissimo. Tutte queste cose sono cose che vengono fatte in modo standardizzato, mentre la pesca è come l'agricoltura, non si può mettere dentro un settore una cosa e lasciare le altre, perché ci sono varianti, ci sono tipi di pesca, ci sono tipi di equipaggio, c'è persone che vanno a lavorare, perciò bisogna essere, io dico, nelle valutazioni anche un po' elastici. Sempre nella legalità. Io lo dico, vengo via da un convegno l'altro giorno in Puglia, a Brindisi, con capitanerie di porto, guardia di finanza di mare. Io dico prima la legalità, però il pescatore fa anche un servizio molto importante, perché porta a terra le plastiche, tutte le reti, cioè il pescatore è anche lo spazzino del mare. Non guardiamo sempre che ha solo difetti. Infatti dobbiamo guardare anche i pregi. È come un po' gli agricoltori, no? Presidio del territorio. C'è qualcosa che vuole aggiungere, direttore? Questo proposito, come tutela anche dell'ambiente, perché un po' si avvicina anche a quelle che sono le attività degli agricoltori alla fin fine. Beh, assolutamente, gli agricoltori, i pescatori sono all'interno di un sistema che è il nostro ambiente, il nostro territorio. I pescatori oggi hanno la necessità di essere tutelati, abbiamo visto le difficoltà che oggi riveste il settore della pesca, sempre più in difficoltà. Abbiamo capito oggi la pesca quanto vale, soprattutto quanto vale nel Veneto. La prima capitaneria di porto è la nostra, quella di Chioggia, e quindi è un elemento importantissimo. Su questo si devono valutare, ma soprattutto dobbiamo mettere in campo quelle politiche per dare certezza a quei pescatori di vivere e continuare a vivere loro e le proprie famiglie, chiaramente nel rispetto dell'ambiente, nel rispetto del mare, ma che già oggi loro stanno già facendo. Ecco, a questo proposito sono previste delle forme di tutela, non dico risarcitorie, però insomma qualche cosa, perché d'amblè si prendono provvedimenti normativi, si toglie l'opportunità di lavoro a veramente decine di persone, se non di più. E non è che subito si può commutare un altro tipo di pesca o molluschicoltura o che so io, acquacultura. Ma sicuramente si troveranno, come sempre in questi casi, è stato fatto anche anni fa, delle forme di compensazione, cioè noi pensiamo che Mazara del Vallo, solo a questo, Mazara del Vallo fino a qualche anno fa era la marineria più grande d'Italia. Poi attraverso un sistema di demolizione delle imbarcazioni perché erano vecchie, perché non valeva la pena ristrutturarle ma prenderle nuove, insomma sono state, il termine diciamo marinaresco è tagliare, che vuol dire demolire, sono state tagliate molte imbarcazioni a Mazara, molti pescherecci, perché hanno avuto delle compensazioni economiche, però oggi Mazara del Vallo non è più la prima marineria e se lei parla col sindaco di Mazara o con gli addetti al settore della Sicilia, dicono che ci sono molti ex pescatori che non hanno più 20 anni, che sono a spasso e che sono veramente ad un livello socio-economico molto difficile, perché lì sono stati dati dei soldi a compensare, ma non una nuova attività. Infatti non ci sono stati... La compensazione economica è bellissima, però i soldi finiscono, il lavoro resta. Sì, questo è un altro aspetto importante. Perché se tu lasci a casa un pescatore a 50 anni è ancora giovane per andare in pensione. Perciò
Per questo dico, bisogna essere elastici, valutare tutto. Io mi appello sempre ai governanti nostri, nazionali e anche europei. I provvedimenti vanno benissimo, la legalità va benissimo, ma ricordiamoci di dare una compensazione sociale a chi non avrà più il lavoro, non solo economica. Sì, non in prepensionamento sicuramente. Allora torniamo su questi temi dopo la pubblicità.